Mi chiamo Ongaro Edi, nome battaglia Bozzambo, vengo dalla provincia di Venezia, Giussago di Portoguaro, un piccolo paesino come tanti in mezzo alla campagna. Da 2 giorni finalmente, con molto orgoglio, molto onore posso dire di essere parte della Prizrak, di questo battaglione internazionalista, tra i quali mi sento già dal primo momento, mi sento fra compagni e compagni. Non so neanche se dirlo, se è un sentimento o cosa, però mi sento internazionalista, non mi sento patriota di niente, se non mi sento vicino agli esseri umani, ai poveri, a chi è uguale a me, nella situazione sociale. In ogni stato, in ogni parte del globo c'è qualche minoranza, qualche piccola etnia, popolo che viene calpestata e a loro tocca reagire. E questa reazione, questa ribellione, questa sana ribellione che ci hanno insegnato i nostri nonni durante la resistenza contro il fascismo, razzista e guerrafondaio. Questa resistenza questo ribellarsi, questo umano ribellarsi, è giusto che venga usato. Un piccolo excursus, quei 3 anni che avevo passato a Barcellona, mi ha portato, già ero curioso verso la guerra civile spagnola e lì ho potuto approfondire, arricchire la mia piccola, per me importante conoscenza. Era una roba bellissima, gente che ha visto il sole sorgere in altre terre, dare la propria vita anche a volte, per la vita degli altri, per la libertà. E questo, la libertà, come diceva Gaber, non cresce sugli alberi. La libertà, la democrazia e partecipazione. Io, letteralmente, non avendo nessun peso, tra virgolette, civile sulle mie spalle, avendo solo me stesso, penso che finché ci sarà aria nel mio corpo, finché il sangue scorrerà, io credo che da qui non uscirò mai. Credo che la mia scelta è quella di restare qui. Ho già chiesto, sto già vedendo per avere la cittadinanza in queste repubbliche, che sto sentendo pian piano sempre più mie e a cui sto dando il mio tempo e la mia voglia di esserci e di fare il bene. Il nostro Dio, sempre. Il ruolo di Dio sempre. L'odore si sente fin qua, dato che siamo a un lembo estremo di questa terra comune, e comunista, internazionalista. Il fettore è lo stesso che si sentiva in Italia, in questi ultimi anni di crisi pilotate, non so, in Africa ci fanno i colpi di Stato, invece da noi siamo più raffinati, siamo più avanti, siamo più civili, noi facciamo i governi tecnici. E quindi torna al discorso del Dio sempre, che alla fin fine l'Europa ha dimostrato che purtroppo quel bellissimo progetto che era un continente senza confini di popoli, non stati, non nazioni, perché la nazione è una, quella umana. Dopo volendo c'è un'altra nazione che serve quella subumana, che sono i razzisti, i fascisti, i leghisti, il Ku Klux Klan, il White Power, gente come Borghezio, al quale non dovrebbero dare una scorta, dovrebbe essere polizia a picchiare,
notte e giorno, una persona del genere. Però invece dobbiamo pagarlo noi, anche i compagni del sud. Comunque il GFM ha dimostrato che l'Europa non è più nemmeno che un cagnetto col collare con 12 stelle, blu. La giri e c'è scritto Made in USA. L'Europa, l'Europa, l'Europa. L'Europa non serve più a niente. Se non cambia, se non ascolta, se non finisce di calpestare come sta facendo qua. E qua è veramente quello che hanno fatto in Jugoslavia. E niente al confronto. Puoi mettere i popoli, fratelli sullo stesso suolo, uno contro l'altro. Fratelli, sorelle, madri, padri, nonni. Qua mi ricorda un viaggio di 10-11 anni fa, quando sono stato 2 volte a Sarajevo, e vedere un paese eccezionale, bellissimo, come la Bosnia, multiculturale, multietnico, sempre multiplo, non una sola, ma tanti strati, molti veli, uno sopra quell'altro, ingarbugliati fra di loro. E vedere questa terra bellissima e ricca e fiorente, devastata dagli odi, dai rancori, dal mio Dio contro il tuo Dio, contro quell'altro Dio, il mio alfabeto contro la tua scrittura, contro chissà quale sfumatura importante davanti agli occhi degli stolti, no? E vedere questi risultati che adesso vedo qui, i colpi di Kalashnikov, mortai, bombardamenti, sangue, muri sfasciati, colonne spentrate, un po' mi ricorda quello, è triste. Poi ho detto alla me che ero muratore, che è uno dei lavori più belli al mondo, che tu costruisci qualcosa perché andrà vissuto, ci andrà qualcuno a vivere. E fa male al cuore, cazzo. Vedere sti blog che sono 3/4 vuoti, no? Non ha senso alcuno. Qui, un po' in questi pochi giorni che ho passato qui, cioè, l'idea che mi sono fatto è che sono tanti volontari. Ho conosciuto anche gente che era moscoviti, che erano pagati bene, non so, manager o anche muratori, che hanno preso e hanno mollato tutto e sono venuti qui a combattere contro il fascismo. Durante il fascismo il padre di mia madre è stato a 17 anni, l'hanno preso, è andato a finire a Buchenwald. È tornato con codice dopo 5 anni, magro, solo perché non era fascista. Mio nonno, padre di mio padre, Antonio, lui era il primo comunista del mio paese. Ha sempre detto, le ho più prese di quelle che ho date. Ma mai un passo indietro, mai.